Buonasera e benvenuti a Venice in Question. Siamo al quarto appuntamento dell'incontro con ricerche, studi e pubblicazioni sulla storia di Venezia dal Medioevo al 1797. Siamo a questo quarto appuntamento. Vi ricordo che per intervenire e con riflessioni o domande all'interno di questo seminario potete utilizzare per YouTube la chat sulla vostra destra. Con Facebook, dove andiamo anche in diretta, l'apposito spazio per i commenti, mentre qualora qualcuno volesse intervenire in live con noi non deve fare altro che inviare una mail all'indirizzo che passerà continuamente durante il seminario e potremo accoglierlo e può condividere con noi le nostre richieste. Approfitto anzitutto per segnalare una pubblicazione di recente pubblicata anche dalla Deputazione di Storia Prata per le Venezie, uscita proprio in questi giorni, che è il volume di Antonio Lazzarini sulle boschi, legnami e costruzioni navali dell'Arsenale di Venezia, ed è un testo che sostanzialmente porta a conclusione quella che è una ricerca ormai decennale dello studioso che ha insegnato all'Università di Padova per molti anni. Ma cominciamo subito questo intervento, questo seminario, presentando le ospiti di questa giornata. Francesca Panuntin e Greta Verzi dall'Università di Losanna sono qui per presentarci e parlarci in anteprima, credo, se non italiana, perlomeno veneziana, di un progetto di ricerca che si è avviato e partito da pochissimo, coordinato da Lorenzo Tomasini e Luca Donghia, dell'Università sempre di Losanna, e Luca Donghia dalla Scuola Normale Superiore di Pisa. E abbiamo qui due esponenti dell'equipe del progetto VEV, che è una sorta di strumento di ricerca, di lavoro sulla lingua del veneziano, ma ovviamente sapranno dirci di più le nostre studiose, a cui io darei liberamente e immediatamente la parola. Prego. Grazie, buonasera a tutti e grazie soprattutto per l'invito che abbiamo accolto con entusiasmo. E con entusiasmo vorremmo anche appunto presentarvi questo progetto, il progetto del VEV. Mi avvarrò ora di una serie di diapositive che ci consentiranno anche di seguire un po' il discorso in maniera più agevole. Allora, eccoci qui, appunto il progetto, nostra appunto intenzione è presentarvi il progetto del VEV, un progetto che mira alla realizzazione appunto di un vocabolario storico e anche etimologico appunto del veneziano. Un progetto che, come è già stato anticipato, è in cantiere da non molto tempo, sono poco più di 6 mesi, ecco, che siamo al lavoro su questo progetto, ma è un cantiere che in realtà è già approdato a un buon risultato in termini di voci allestite. Ecco, tra l'altro abbiamo anche all'attivo ora un libretto, una prima centuria di voci che abbiamo appunto pubblicato a stampa e di cui poi magari avremo l'occasione di parlare. Lascerò poi il compito alla mia collega Greta Verzi, lascerò appunto a Greta Verzi il compito di presentare poi, seppur brevemente, appunto l'equipe, la squadra di lavoro appunto del VEV, che è eterogenea e anche variegata, ecco. E passo invece volentieri direttamente appunto a parlarvi di questo progetto del VEV, quindi del vocabolario dunque, ma prima anche vorrei parlarvi del contesto che ne ha suggerito e ne ha aiutato poi appunto, ne sta aiutando la realizzazione. Infatti prima di illustrarvi le caratteristiche e le finalità di questo vocabolario, di questo progetto, bisogna precisare che appunto questo progetto stesso è stato concepito anche grazie alla posizione di estremo privilegio di cui ha goduto il veneziano, di cui gode ancora il veneziano nel panorama dei dialetti italiani. Infatti vale la pena ricordare che appunto il veneziano, proprio grazie all'importanza di Venezia nella storia economica e politica, appunto sin dal Medioevo, spicca appunto per giacimenti documentari, quindi giacimenti di testi appunto scritti in volgare, che sono stati ovviamente poi studiati, debitamente studiati e poi anche ovviamente appunto illustrati anche linguisticamente. Non solo, sono moltissimi periodi storico-letterari
che appunto sono coperti da studi solidi e da altrettanto solide e affidabili edizioni. E proprio questa fioritura ha favorito senz'altro la nascita appunto di una tradizione lessicografica, quindi una tradizione di studi sul lessico del veneziano quanto mai precoce e solida. Ecco, vorrei ora appunto ripercorrere, seppur brevemente, questa storia lessicografica, rimandando però al contributo che appunto della mia collega che mi seguirà per un'illustrazione più sistematica e puntuale appunto del corpus lessicografico sul quale, come dirò ora, su quale ci basiamo per la realizzazione delle voci. Dicevo appunto che la tradizione lessicografica del veneziano è molto molto precoce, risale addirittura al XV secolo la redazione dei primi glossari italo-tedeschi che sono stati poi editi da Mustafia nella seconda metà dell'Ottocento, siamo nel 1424, scusate più precisamente, e sono appunto dei glossari bilingui, sempre come accade molto spesso appunto nella storia della redazione dei glossari di una lingua, ecco, sono bilingui e appunto avevano scopo commerciale ed erano tra l'altro corredati da una sorta di manuali di conversazione. Si passa poi alla fine del Seicento per avere il primo vero e proprio glossario appunto del veneziano, che è stato concepito dal curatore che è Dario Varotari come appunto una serie di illustrazioni a corredo di testi in veneziano, appunto scritti dallo stesso Varotari, cioè delle 12 satire, ecco. Quindi si inaugura verso la fine del Seicento una tradizione di appunto glossare, appunto di illustrare ecco, il lessico a corredo di opere scritte in veneziano. Così sarà appunto accadrà anche per molte opere del Settecento. Bisogna dire che non si tratta di glossari, quindi di operazioni sistematiche e neanche omogenee, ecco, però sono sicuramente di una grande importanza e anche di queste sicuramente vi parlerà a breve la mia collega. Al Settecento poi rimonta un primo curioso e interessante tentativo di dizionario monolingue. Si tratta della raccolta dei proverbi, detti, sentenze e frasi veneziane allestito da Francesco Giorgi Muazzo. Si tratta di un'opera molto molto interessante che ancora forse che merita ulteriori indagini, ecco. È interessante perché anzitutto ha una impostazione molto eccentrica. Ecco, si tratta appunto di una raccolta di annotazioni, sempre in veneziano, a termini in veneziano ed è, ecco, anche sebbene la sua fruizione non sia così semplice perché in effetti anche l'ordine alfabetico non è sempre rispettato, ecco, non è strettamente rispettato, è un'opera, dicevo, molto molto interessante, anche perché volge uno sguardo molto attento al lessico più popolare, quello più colorito del veneziano. E sempre alla fine del XVIII secolo risale poi il primo dizionario stampato, che in realtà non riguarda solo il veneziano ma anche il padovano, che è quello appunto pubblicato da Patriarchi in 3 edizioni, la prima nel 1775, la seconda del 96 e la terza invece nel 1821. Arriviamo così al XIX secolo, che per l'italiano in generale, per usare una definizione di Claudio Marazzini, è il secolo d'oro appunto della lessicografia. Ecco, lo è per l'italiano, ma lo è anche nel microcosmo del veneziano, perché proprio nell'Ottocento vengono dati alle stampe molti repertori lessicografici, a partire dall'imprescindibile dizionario del dialetto veneziano di Giuseppe Boerio, pubblicato prima volta nel 1829 e nell'edizione definitiva e postuma del 1956. Questa è un'opera capitale importantissima, non solo perché rappresenta un pilastro per l'intera lessicografia italiana, dialettale, ma perché anche costituisce la fonte di molti altri dizionari satelliti che vengono poi pubblicati sempre nel corso dell'Ottocento. Ricordiamo qui quello di Paoletti del 51, Contarini del 52 e di Nazzari del 76, ma rappresenterà anche la base poi per dizionari successivi anche del XX secolo, ricordiamo quello di Piccia del 28, fino ad arrivare anche al nostro secolo. Ecco, l'ultimo, il più recente glossario che noi appunto utilizziamo è quello di un glossario, scusate, del veneziano di terraferma pubblicato da Zambon nel 2008, quindi un'opera recente. Ecco, tutti assumono come punto di riferimento importante, imprescindibile, proprio il dizionario del dialetto veneziano di Boerio.
Arriviamo così poi a altre due opere importantissime che segnano appunto la storia degli studi lessicografici sul veneziano. Si tratta di due dizionari storici fondamentali che fotografano il lessico di due periodi precisi della storia del veneziano e della storia della cultura e della letteratura ovviamente del veneziano. Parlo del vocabolario del veneziano di Carlo Goldoni, edito nel 93 da Folena, e poi anche dell'importantissimo dizionario del veneziano, della lingua e della cultura popolare del XVI secolo, pubblicato nel 2007 da Cortellazzo. Si tratta quindi appunto di dizionari, dicevo appunto storici, che fotografano due momenti salienti della storia letteraria e culturale veneziana. A questi, a tutte le opere appunto che vi ho indicato fino ad ora, dobbiamo assolutamente aggiungere anche i numerosissimi glossari che corredano le altrettanto numerose edizioni critiche di testi in veneziano che sono state pubblicate appunto negli ultimi decenni, di cui appunto vi darà conto ancora la mia collega. E non dimentichiamo poi infine che è possibile ora anche consultare online tramite una banca dati, quella dell'OVI, Opera del vocabolario italiano, anche moltissime edizioni di testi medievali in veneziano, quindi testi antichi. Ecco, questa premessa, spero non troppo noiosa, ecco, si è resa necessaria proprio per comprendere la struttura e le caratteristiche del vocabolario storico-etimologico del veneziano. Perché, come forse sarà inteso, appunto, sarà intuito da questa premessa, il vocabolario, il VEV, non si basa sul spoglio diretto di corpora testuali, che pure vengono comunque consultati, come appunto vi verrà spiegato a breve, ma si basa invece sulla raccolta, sistemazione e interpretazione di tutta la precedente tradizione lessicografica. Lessicografica appunto sul veneziano, quella di cui appunto adesso vi ho proposto i vari passaggi salienti. Ecco, questa è la struttura del vocabolario, quindi si basa sulla raccolta e sistemazione e interpretazione di queste delle occorrenze già appunto registrate appunto nelle opere lessicografiche dei secoli precedenti, secondo una struttura che è già propria del LEI, per esempio il lessico etimologico italiano, che è la fondamentale opera di lessicografia italiana. Ecco, bisogna precisare che questa si è dimostrata l'unica strada veramente percorribile appunto per una varietà come quella del veneziano, che vanta una tradizione scritta sconfinata. Una tradizione scritta fatta di appunto testi di natura documentaria, testi di natura tecnica e anche testi di natura letteraria, ecco. Una tradizione talmente sconfinata che non sarebbe appunto affrontabile se non in decenni e decenni. Vediamo ora appunto da vicino la struttura, come è strutturata il VEV, come si compone. Ecco. La base di partenza per il lemmario è appunto il già citato dizionario del dialetto veneziano di Giuseppe Boerio, nella sua edizione definitiva del 56, ecco. È un'edizione che raccoglie circa 40.000 lemmi. È stato assunto come punto di riferimento non solo per appunto la selezione dei lemmi, ma anche per la determinazione della loro forma grafica, perché talvolta è oscillante nella tradizione. Bisogna precisare però che non è nostro intento trattare tutte le 40.000 voci del Boerio, non per una questione numerica, ma per il fatto che una parte considerevole insomma di queste 40.000 voci trattate dal Boerio non è specificamente veneziana e dunque non è di grande interesse ai nostri fini. Dicevo appunto che si tratta di un vocabolario storico-etimologico. È un vocabolario anzitutto storico perché effettivamente, come abbiamo già detto, la enorme tradizione lessicografica insieme con ovviamente tutta la tradizione scritta in generale del veneziano consente effettivamente di raccogliere una serie molto numerosa di testimonianze sui vari lemmi, testimonianze che vengono poi raccolte e sistemate in diacronia, proprio per consentire una valutazione e una appunto osservazione dal punto di vista storico di un lemma.
Quindi è possibile interpretare appunto anche un vocabolo anche di epoche passate fino alle epoche più vicine, ecco, quindi è possibile questo confronto in diacronia. Poi appunto a breve, come anticipavo, cederò la parola alla mia collega che vi illustrerà da vicino i vari corpora che ci consentono di operare in questa direzione, ecco. E poi anche vi presenteremo 2 voci e vi daremo anche conto appunto a livello visivo di come possiamo organizzare le varie occorrenze. Infine è un vocabolario anche etimologico, perché va da sé che proprio la disposizione in diacronia delle varie attestazioni di un lemma apre la strada anche al suo accertamento etimologico. Quindi è un passaggio saliente del lavoro appunto del VEV. Bisogna dire che per il veneziano non si dispone di un vocabolario etimologico, non esiste ancora. Ci sono le etimologie venete, un'opera di Prati del 68, che raccoglie una serie di vocaboli che vengono trattati dal punto di vista etimologico, per il rispetto etimologico, vocaboli non appunto trasparenti dal punto di vista etimologico, che vengono appunto indagati, vocaboli non necessariamente veneziani, ma veneti in generale. Per il resto, per la redazione di queste voci, per l'indagine etimologica, noi ci basiamo anche su una serie di repertori, principali repertori dedicati alle lingue romanze, come l'Hervé e con le postille italiane di Farè, il lessico etimologico italiano che è ancora in costruzione, per finire poi anche con dei dizionari insomma etimologici più ridotti ma altrettanto efficaci, come appunto il DELIN, il dizionario etimologico della lingua italiana di Cortellazzo e Zolli, e il più recente vocabolario etimologico di Innocentini e Parenti. Dizionari importanti, ricordiamo, si tratta tutto di repertori che trattano anche anche appunto molto spesso trattano di voci veneziane, proprio perché a misurare, ecco, a conferma dell'importanza del veneziano nel panorama dei dialetti italiani. Concludo dicendo che non sempre questa operazione di accertamento etimologico è appunto semplice. Molto spesso appunto il redattore della voce è chiamato a ipotizzare, a presentare nuove soluzioni, magari perché per alcuni vocaboli non si trovano riscontri, oppure perché i risultati fino a quel momento accolti non sembrano soddisfacenti. Ecco, in questo caso proprio la sistemazione in diacronia delle occorrenze di una voce consente molto spesso, ecco, anche se non sempre, di illuminare anche l'origine del testo stesso, del vocabolo stesso, scusate. Bene, ora lascio la parola volentieri alla mia collega che vi illustrerà appunto il sito, anche i vari corpora. Grazie. Grazie. Allora, anch'io mi avvarrò di un supporto video perché vorrei mostrarvi il sito in cui potete trovare il materiale. Un attimo, ecco qui. Ecco, questo è il sito del VEV, che è un vocabolario che nasce online. Questa è la home del nostro sito. Qui avete una breve presentazione del progetto. È un sito facilmente consultabile e aperto a tutti. L'indirizzo è vev.ovi.cnr.it. Il responsabile del sito e l'informatico del progetto è Salvatore Arcidiacono, che lavora per l'OVI, l'Opera del Vocabolario Italiano, di cui vi parlerò più tardi. Qui ci sono le 3 sezioni principali del sito. Abbiamo il progetto, con la sezione dedicata alle persone, alle pubblicazioni e alla rassegna stampa. Per quanto riguarda le persone, qui trovate tutte le persone che collaborano a questo progetto. C'è anche un comitato scientifico di revisori esterni, composto da professori appunto Francesco Crifò, Franco Fanciullo, Ivano Paccagnella, Alessandro Parenti e Maria Teresa Vigolo. E poi nella redazione delle voci
abbiamo tutta una serie di collaboratori che va da professori, dottorandi, ma anche studenti del corso di lessicografia italiana tenuto dal professor Lorenzo Tomasin a Losanna e studenti del corso della Normale di Pisa seguiti da Luca D'Onghia, e questo per noi è molto importante sottolineare appunto che ci sono anche degli studenti che partecipano a questo progetto. La seconda sezione è quella dedicata ai corpora e li vediamo qui. Sono 5 corpora sui quali si basa il nostro vocabolario. Abbiamo il corpus VEV che copre il Medioevo, le fonti lessicografiche generali, il corpus lessicografico, i testi in veneziano e altre fonti. Vorrei partire dal corpus VEV. Questo è il sito a cui si viene indirizzati aprendo la cartella, la pagina del corpus VEV, e qui troviamo la banca dati dei testi antichi in veneziano. Sono testi che coprono il Medioevo dal secolo XIII fino alla fine del XV secolo. Sono testi, 523 testi per la precisione, ricavati dalla banca dati dell'OVI, che è l'Opera del vocabolario italiano. Nel 1965, infatti, l'Accademia della Crusca diede avvio a un progetto di un nuovo vocabolario storico italiano, finanziato dal CNR, e creò per questo scopo una struttura chiamata Opera del vocabolario italiano, OVI, che ha il compito di elaborare e redigere il vocabolario storico italiano. L'OVI ha sede a Firenze e presso l'Accademia della Crusca, e il direttore ora è Paolo Squillacciotti. Quindi attualmente l'OVI elabora e pubblica in rete il Tesorio della lingua italiana delle origini, il CLIO, che è appunto il primo dizionario storico dell'italiano antico, che nasce direttamente in rete. Quindi nella prima parte delle nostre voci troviamo, ovviamente se attestate, le fonti, i rinvii al corpus VEV. Abbiamo poi il corpus delle fonti lessicografiche, che è il vero e proprio... Scusate, questo è il corpus delle fonti lessicografiche generali, che ci serve soprattutto per le ricerche etimologiche. Francesca ha appena parlato appunto del lessico etimologico italiano, del Delin, del Nocentini Parenti, di Prati, e tutti questi volumi, tutti questi dizionari si trovano in questa sezione delle fonti lessicografiche generali. E veniamo appunto al corpus lessicografico, che è il centro, il nucleo, il centro di base del VEV. Questo infatti è la base da cui partiamo per la redazione delle voci. È un corpus molto variegato, composto da vocabolari, dizionari e glossari, che copre un arco cronologico che va dal 1400, anche se abbiamo degli esempi anche precedenti, fino al 2008 appunto, quindi fino al glossario di Zambon, di cui parlava prima Francesca. Eccola qui, del 2008. La lunga tradizione lessicografica veneziana, con una produzione lessicografica appunto eccezionale, di inusitata ampiezza, è quasi un unicum nel panorama culturale italiano, e quindi abbiamo la fortuna di avere davvero moltissimo materiale dal punto di vista lessicografico. In questo corpus abbiamo i vocabolari italo-tedeschi, glossari italo-tedeschi bilingui di cui parlava prima Francesca,
Abbiamo anche dei glossarietti alle opere seicentesche e settecentesche scritti da autori veneziani in calce alle proprie opere in volgare, ma abbiamo anche glossari ottocenteschi di queste opere. Per esempio, mentre parlo vi faccio vedere alcuni esempi qui nel sito. Poi ci sono tutta una serie di vocabolari, appunto tutta la grande fioritura della lessicografia dialettale italiana iniziata nel 1700, poi sboccia appunto nel XIX secolo con decine di vocabolari, tra i quali abbiamo il nostro capostipite, diciamo, il dizionario del dialetto veneziano di Boerio, nelle sue due edizioni del 1829 e del 1856, e tutte le aggiunte e le correzioni che sono state fatte successivamente alla fine dell'Ottocento da Alessandro Pericle Ninni e appunto, come diceva Francesca poco fa, il Boerio è diventata la fonte naturale per il lemmario di qualsiasi dizionario successivo, come per esempio il Paoletti citato prima. Ci sono ovviamente i due vocabolari storici di Folena e Cortelazzo, che sono stati ricordati prima da Francesca. Qui abbiamo il Folena e Cortelazzo. E abbiamo anche una letteratura di ambito tecnico, quindi dei repertori dedicati ad ambiti specifici del lessico, come per esempio per il lessico marinaresco abbiamo Bardesono, il vocabolario marinaresco con illustrazioni fuori testo del 1932, e Bustico, dizionario del mare. In questo caso si tengono presenti solamente le voci veneziane. Ci sono poi dei repertori di arti e mestieri, e possiamo ricordare il glossario del vetro veneziano di Moretti, uscito nel 2002, una serie di vocabolari e dizionari dedicati al diritto e al lessico amministrativo. Abbiamo per esempio il dizionario del diritto comune veneto di Marco Ferro del 1845-47, ma anche Mutinelli del 1852 e per esempio anche Rezzasco, il dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo, e anche in questo caso si tengono presenti solo le occorrenze in veneziano, quindi solo il materiale veneziano. E ci sono anche dei repertori dedicati a particolari nicchie sociolinguistiche, come per esempio la parlata giudeo-veneziana di Fortis Zolli del 1979. Quindi vediamo che è un corpus molto variegato, e questo è il nucleo centrale del vocabolario, che appunto si configura come un ipervocabolario, costituito dunque da corpora lessicografici, e qui abbiamo tutta la bibliografia che utilizziamo. Abbiamo poi dei corpora di appoggio, che sono i testi in veneziano e le altre fonti. Allora, i testi in veneziano sono anche qui testi di diverso tipo, testi pratici, testi letterari, in prosa, in poesia, edizioni critiche di testi antichi, e tutto questo materiale viene utilizzato per coprire le fasi meno coperte dal corpus lessicografico. Quindi quando nella nostra ricerca noi partiamo sempre dal corpus lessicografico, però qualche volta ci sono dei secoli che rimangono scoperti, e in questi casi andiamo a vedere se troviamo delle attestazioni nel corpus dei testi in veneziano, e spesso riusciamo a coprire queste lacune lasciate dal corpus lessicografico. Poi abbiamo il corpus delle altre fonti, e qui vengono raccolti articoli dedicati a singole voci, come per esempio quelli di parenti molto recenti. Qui abbiamo degli esempi.
quindi articoli su singole voci, ricerche etimologiche di vario tipo, tesi di dottorato, studi di linguistica storica, studi storici e documentazione di vario tipo. E quindi anche in questo caso le altre fonti sono un corpus d'appoggio che serve per coprire e per trovare informazioni aggiuntive sulla nostra voce. L'ultima sezione che vorrei presentarvi è quella del vocabolario vero e proprio. Questa parte è ancora in costruzione, quindi è ancora in lavorazione, non è definitiva. Abbiamo per ora 5 voci consultabili e purtroppo non sono nella loro forma definitiva perché stiamo finendo la maschera di inserimento delle voci. E appunto abbiamo 5 voci a disposizione, consultabili, ma ne sono state redatte più di 600. Quindi se noi andiamo qui su Accademia, una delle voci di Luca D'Onghia, vediamo come è strutturata una voce. Abbiamo il lemma d'entrata, abbiamo le varianti fonomorfologiche che abbiamo raccolto dai testi, i significati, le locuzioni, e vedete qui appunto non è definitiva, abbiamo ancora dei problemi di spaziatura, però c'è il significato e poi il rinvio alle attestazioni. Abbiamo appunto delle informazioni tratte dai testi in veneziano in corsivo, la segnaletica appunto è in corsivo, e invece per i testi del corpus lessicografico in tondo normale. Poi in questa parte superiore abbiamo la prima attestazione, l'etimo e una sezione dedicata a una nota che diciamo chiarifica eventuali problemi storici o etimologici, oppure che aggiunge e specifica delle particolarità della voce. Come abbiamo detto, appunto, il vocabolario è un vocabolario online, ma ci saranno anche dei volumi tematici a stampa. È uscito da poco, a novembre, il primo volume cartaceo, appunto, Parole veneziane, una centuria di voci del vocabolario storico-etimologico del veneziano, che è già andato in ristampa, e appunto per la casa editrice Linee d'Acqua di Venezia. E a giugno poi uscirà un volume dedicato alle ingiurie e contumelie, curato da Francesca Panontin, di cui probabilmente vi parlerà tra poco, e più avanti uscirà anche un terzo volume sul lessico giuridico e istituzionale veneziano, curato da me, e altri volumi sono in cantiere. Ce ne sarà uno sui giochi, sulla cucina, sugli etionimi, sui toponimi, e quindi diciamo che il lavoro è tanto e comunque insomma si procede bene, ecco. Passerei la parola a Francesca per la presentazione di una voce. Grazie. Ancora condivido lo schermo. Allora, anzitutto vorrei appunto cogliere l'invito di Greta, appunto ha già parlato, ha già introdotto, appunto vorrei spendere, appunto ha introdotto già il filone delle ingiurie e contumelie, quindi un filone di ricerca al quale la squadra del VEV si è dedicata nell'ultimo periodo. Ecco, spendo volentieri qualche parola proprio a riguardo di questo filone di ricerca, dicendo subito che abbiamo deciso di isolare, ecco, sempre partendo dal lemmario del Boerio, tutte le voci più interessanti, ecco, che si configurassero come insulto diretto. Perché abbiamo scelto questo filone? Oltre al fatto che notoriamente le parolacce, ecco, rappresentano sempre una categoria molto cercata, ecco, che insomma cattura l'attenzione, ecco, di chi si avvicini a una lingua diversa dalla propria. Ma soprattutto bisogna dire che quello delle ingiurie rappresenta appunto un filone
di innegabile interesse anche per il rispetto socioculturale. Del resto la violenza appunto verbale è un fatto storico e culturale ben radicato in ogni tradizione, compresa quella italiana. Si pensi per il versante letterario alla tradizione dei rimatori comico-realistici, esatto, quindi per la letteratura, ma si pensi poi anche che cioè si ricordi che in generale quello appunto dell'insulto è una forma da sempre praticata e da sempre anche ovviamente sanzionata, già dall'Antico Testamento, ma poi lungo tutto il Medioevo, come si evince anche dal vari statuti cittadini appunto che prevedevano sanzioni per questo tipo di appunto di violenza verbale appunto. Quindi ci è sembrato interessante proporre, cioè approfondire questa serie, questa categoria di vocaboli e ora appunto vi presento volentieri una delle parole che confluirà in questa centuria appunto di lemmi. Vi propongo appunto zocco, la parola zocco, e approfitto anche per farvi rivedere molto velocemente, l'ha già fatto Greta, insomma, la struttura di una voce. Quindi si parte dal lemma, cioè dalla forma principale, che ripeto, generalmente è quella di, appunto è presa dalla forma di Boerio, insomma, seguono tutte le varie varianti grafiche e fonomorfologiche, la datazione ad seculum, una stringa etimologica breve che molto spesso, e questo è il caso, viene poi approfondita in una nota finale, e poi vengono raccolte tutte le varie accezioni. Per ciascuna di queste vengono raccolti appunto le attestazioni, se ci sono, medievali, quelle appunto del corpus ferro, seguite da quelle moderne e contemporanee, e così via, appunto, poi locuzioni, proverbi e costrutti, nel caso appunto siano attestati, e così per ciascuna accezione. Infine si raccolgono i derivati e i composti, e poi c'è una nota finale appunto in cui si discutono magari i problemi che si sono incontrati nella redazione della voce, e poi si discute soprattutto anche la questione etimologica appunto se necessario. Ecco, perché ho scelto di mostrarvi questa voce? Perché è interessante anzitutto per il rispetto semantico, perché come vedremo ora riguarda soprattutto i meccanismi tipici della formazione dell'insulto, ma anche perché insomma darà la misura dei vari problemi che si possono effettivamente incontrare, con i quali ci si può scontrare nello studio e nella redazione di una voce. Allora, anzitutto vediamo che appunto zocco nella sua prima accezione significa appunto ceppo di legno. Ecco, per arrivare all'insulto bisogna arrivare alla quarta accezione, quindi stupido, persona stupida appunto. Quindi vediamo appunto che si tratta di appunto un meccanismo ricorrente nella formazione di un insulto, quello cioè che passa per il confronto con oggetti inanimati, confronto che mira a colpire la presunta deficienza intellettiva di un individuo. Ecco, è un meccanismo proprio tipico. Vorrei precisare che in questi casi, che rappresentano tra l'altro una buona parte delle voci, degli insulti che abbiamo raccolto, abbiamo proprio deciso di mantenere, di conservare, cioè di presentare comunque le diverse accezioni, quindi di mantenere la struttura gerarchica dei significati, e quindi non di isolare semplicemente il significato ingiurioso, l'accezione ingiuriosa. Perché abbiamo fatto questa scelta? Soprattutto appunto per render conto anche del processo di formazione dell'insulto stesso, ecco, che molto spesso segue questi meccanismi tipici. Un altro motivo per il quale questa voce è interessante riguarda invece proprio la sua trattazione nel corso della storia lessicografica, nelle vari repertori lessicografici, perché senza entrare troppo nei particolari, senza indulgere troppo nei particolari, vorrei farvi vedere, appunto, farvi notare come si tratta di una voce che nelle varie repertori appunto lessicografici, già da quelli medievali, che in realtà non riguardano principalmente Venezia in questo caso, vengono isolate e vengono separati due lemmi diversi, il femminile e il maschile, ai quali vengono assegnati due accezioni diverse, ecco, non troppo distanti, ma comunque diverse. Così anche per Boerio. Boerio decide di lemmatizzare due forme diverse, zocca e zocco. E da lì, sulla scia appunto di Boerio, si va appunto in buona parte della lessicografia ottocentesca e novecentesca. Ci sono poi alcuni casi appunto di altri repertori che invece decidono di lemmatizzare solo il maschile, come questi, oppure solo il femminile. In un solo caso, il dizionario
relativamente recente, le due forme vengono lemmatizzate insieme. Dunque, come si può fare? Come può muoversi? Come può intervenire il redattore in una simile occasione? Ecco, in questo caso ho deciso insomma di lemmatizzare congiuntamente le due forme dando conto comunque della coesistenza di due forme. Vedete, sostantivo maschile e femminile in A. Ecco, perché si è arrivati a questa scelta? Perché in effetti la distinzione, il raccogliere appunto le varie attestazioni, quello che dicevamo prima, quindi lo studio delle varie attestazioni nei secoli, quindi lo studio di come è stata trattata una voce nei secoli, ha consentito di verificare che in effetti la distinzione semantica, che pure c'è, in realtà è lieve, talvolta addirittura incerta, tale quindi da non giustificare una separazione, ecco, dei due lemmi. Inoltre bisogna dire che si tratta di una voce appunto di due voci, il femminile e il maschile, che comunque rimontano a una stessa base etimologica, e per questo nel caso del vevo appunto si è deciso di lemmatizzare congiuntamente il maschile e il femminile, quindi di allontanarsi, ecco, dalla soluzione adottata invece da buona parte della tradizione lessicografica. Infine, anche qui molto velocemente, si tratta di una voce interessante perché ha sollevato anche molti dubbi a livello etimologico. Ecco, Prati, le etimologie venete di Prati, che rappresentano appunto uno dei punti di partenza per l'accertamento etimologico di un termine, dice appunto che si tratta di voce di etimo sconosciuto. Ecco, quindi in questo caso come ci si muove? In questo caso bisogna anzitutto studiare e presentare le varie soluzioni proposte nel corso degli studi, che in questo preciso caso, nel caso di Zoco, sono differenti, discordanti tra loro. Ecco. Quindi si presentano queste varie possibilità. Ecco, vedete, sono le varie, ecco, un collage, ecco, delle varie proposte apportate appunto nel corso degli studi. E appunto si presentano, le si valutano anche criticamente, ecco, e poi si procede a delle ipotesi, quindi a proporre delle ipotesi che a volte magari sono ipotesi di compromesso, cioè cercano di mettere insieme più possibilità, ecco, le varie soluzioni già presentate, e a volte invece magari presentano delle soluzioni inedite, nuove. Ecco, questo appunto è il caso, è il meccanismo appunto tipico di redazione di una voce, nel appunto processo nel quale appunto molto spesso, come ho già anticipato, ci si scontra anche con questioni, con problemi etimologici che il redattore appunto è chiamato a risolvere o comunque ad affrontare. Ecco, con questo io concludo e vi ringrazio. Grazie Francesca Panontini, grazie Greta Verzi. Allora, scusate, no. Scusate, ho dimenticato, lascio la parola anche a Greta che vi illustra a sua volta una voce, ecco, scusate. Non so se abbiamo tempo. Sì, assolutamente, prego, certo. Ok, allora, grazie. Sì, io vorrei parlarvi di una voce giuridica. Adesso vediamo se... Eccola qui. È una voce giuridica, un termine giuridico tipicamente veneziano, e si tratta di dimissoria. Allora, appunto, il mio filone di ricerca è quello sul lessico giuridico veneziano, perché nella tesi di dottorato che ho discusso nel 2019 mi sono occupata dell'edizione critica e dello studio lessicale del più antico volgarizzamento degli Statuta Veneta, e quindi della principale norma statutaria e legislativa del Medioevo veneziano, rimasta in vigore fino alla caduta della Serenissima. Questi statuta vennero promulgati in latino dal doge Jacopo Tiepolo nel 1242 e vennero ben presto volgarizzati appunto nel primo trentennio del 1300, e quindi è un caso di studio particolarmente interessante perché è il primo esperimento di traduzione in volgare di una fonte normativa dell'Italia comunale, e inoltre appunto gli statuta rappresentano l'atto di fondazione
di una tradizione linguistica che è quella del veneziano d'uso giuridico, che è destinata sì ad evolversi, ma anche a restare riconoscibile e di fatto riconosciuta come un unicum nel panorama culturale italiano. E quindi ho scelto di presentarvi una voce tipicamente veneziana del lessico giuridico. Allora, che cos'è la demissoria? Allora, la demissoria è la paraferna, diciamo, la sopradote, quindi ciò che la donna possiede oltre la dote. Si intendono cioè tutti i beni della moglie che non rientrano nelle convenzioni matrimoniali e di cui ha piena e insindacabile disponibilità. La moglie appunto ha piena e insindacabile disponibilità. Come vediamo, la prima attestazione di questo termine è già del XIII secolo, ante 1219. In questa parte, come vedete, sono raccolte le testimonianze, le occorrenze del corpus vev di cui vi parlavo prima, e quindi del corpus dei testi antichi. Questo è come appare la ricerca nella banca dati del corpus vev. Abbiamo appunto questi documenti, il primo ante 1291 e poi vari documenti trecenteschi. Adesso non mi soffermerò nei dettagli, anche perché non vorrei sforare troppo con il tempo, ma abbiamo appunto la sigla del titolo e poi i contesti nei quali si trova la voce. In questo caso sono ovviamente tutti documenti pratici, quindi deposizioni, testamenti, atti notarili, cedole. In questo caso appunto questi ultimi due sono delle cedole edite da Stussi nel 1965. Dopo la parte dedicata appunto alle attestazioni medievali abbiamo la parte centrale, dove vengono raccolte le informazioni tratte dal corpus lessicografico, che vediamo in carattere tondo normale, quindi Sattingloss, Cortelazzo, Muazzo, Folena Goldoni, Boerio e Ferro, e poi le informazioni raccolte dai testi in veneziano, quindi gli statuta e i diari, e anche i diari di Sanudo. Vorrei farvi vedere brevemente le fonti lessicografiche citate nella voce. Abbiamo questa prima attestazione nelle fonti lessicografiche del 1410, nel volume di Antonella Sattin, Ricerche sul veneziano del secolo XV con edizione di testi, in cui troviamo il termine demissuoria, quindi con una variante fonomorfologica. In questo caso, tra l'altro, il dittongamento in questa posizione conferma l'accentazione demissoria e non demissoria, che poteva essere possibile, ma in questo caso con il dittongo qui sappiamo che l'accentazione è demissoria. E anche qui sono beni parafernali sopradote con il riferimento a Stussi e quindi ai testi che abbiamo visto prima nel corpus vev. Per il Cinquecento abbiamo un'occorrenza di Cortelazzo, 1507, quindi il dizionario del veneziano della lingua e della cultura popolare nel XVI secolo, riporta il termine demissoria, ciò che la donna possiede oltre la sua dote, e rimanda a Boerio, appunto, al nostro Boerio. Riprende proprio la definizione che vedremo dopo e riporta un lessicografico. Né nei testi in veneziano o nelle altre fonti non abbiamo trovato nulla. E quindi possiamo passare al XVIII secolo con Muazzo, di cui parlava prima Francesca, e quindi di questo primo tentativo di dizionario monolingue. Quindi il termine dimissoria è spiegato in veneziano. Go fatta la carta de dimissoria mia muger, per mezzo della quale obbliga il mario a mantenirghe quel che s'è scritto sulla carta e che s'è come una porzione de dota che la se riserva e in vita e in morte da disponere a suo piacimento. E quindi vediamo come Muazzo definisce il termine dimissoria. Sempre nel XVIII secolo abbiamo anche il rimando a Folena e
vocabolario del veneziano di Carlo Goldoni, in cui si specifica che è un termine strettamente giuridico. Così si chiama in veneziano quel bene che possiede la donna maritata in virtù di donazione o di legato e indipendentemente da suo marito. E poi c'è anche qui una citazione di un testo di Goldoni. Abbiamo poi due fonti per il secolo XIX, Boerio, nell'edizione del 1829 e in quella del 1856, dove si spiega appunto che la dimissoria paraferna quello che la donna possiede oltre la sua dote. E poi abbiamo anche dimissoriali, quindi un altro lemma d'entrata. Beni dimissoriali, beni parafernali. In questo caso noi andremo a inserire dimissoriali nella sezione dedicata ai derivati e composti, quindi beni dimissoriali con il significato e il rimando alle due fonti in cui si trova il termine. L'ultima fonte riportata nella voce è Ferro, quindi il dizionario del diritto comune e veneto, del 1845, e in particolare appunto per il lessico giuridico è una fonte veramente ricchissima di particolari. In questo caso si parla anche di come chiamavano i beni parafernali i Galli, di come funzionava invece nel diritto romano, e ora non mi dilungo nelle citazioni, e poi appunto si passa al significato nello ius veneto. Qui abbiamo i due tipi di beni dimissoriali, quindi quelli che vengono inseriti, diciamo, nel contratto durante il contratto di matrimonio, e quelli che invece la moglie ottiene durante il matrimonio per successione, donazione o per altre vie, che si chiamano beni avventizi. Poi viene spiegato cosa può fare o non può fare il marito con questi beni, e nell'ultima parte della voce c'è una precisazione. Dimissoria nelle nostre leggi significa anche una specie di peculio o eredità lasciata tanto dal padre al figliuolo quanto da un estraneo al figliuolo. In questo caso non è stata inserita come secondo significato, come seconda accezione, ma è stata riportata la citazione di Ferro. Appunto Ferro dà conto di un'altra accezione che rimane tuttavia poco chiara, anche perché non abbiamo trovato altre citazioni di questo tipo, altri significati simili, e quindi viene riportata in questa nota finale che è dedicata appunto a problemi etimologici, problemi storici, o anche appunto a eventuali integrazioni e particolarità sulla voce. Quindi da questa parte, insomma, dal corpus veve, poi dalla parte centrale della nostra voce, si può avere una panoramica storica del percorso della voce nei secoli, quindi in questo caso dal 1291 fino al 1845. E con questo vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Greta Verzi, grazie anche a Francesca Palontin, perché questa presentazione è stata anche molto pratica, perché ci ha fatto effettivamente capire come utilizzare uno strumento che, vorrei ricordare, è già disponibile, è già in linea, per cui è possibile confrontare già e applicare, fare delle piccole ricerche. Per quanto mi riguarda, ho avuto anche l'opportunità di leggere il volume Parole veneziane, che è stato già edito e che peraltro ricordo è anche liberamente scaricabile in formato PDF, quindi è anche molto accessibile da questo punto di vista. E un aspetto che mi ha molto colpito, anche alcune curiosità in realtà, perché questo strumento, questo progetto di ricerca
secondo me è anche molto utile proprio perché permette anche a storici che si occupano di politica, di istituzioni dell'economia, di capire come quei fenomeni avessero in qualche modo anche influito sulla lingua. Ecco, a tal proposito vorrei chiedere a Francesca Panuntin, per esempio, l'impatto della dominazione di Venezia, la costruzione dello Stato d'Amar e quindi la sua presenza in Oriente e in Levante, come ecco, in qualche modo può aver influito anche sulla ricchezza del patrimonio linguistico del veneziano. Certo, allora partiamo dal presupposto che tutti i contatti di natura politica, ma anche economica e commerciale tra insomma, sistemi linguistici diversi hanno poi delle ripercussioni su un lessico di una lingua, e questo ovviamente è avvenuto anche per Venezia e per tutti insomma, i sistemi con cui si è incontrata e scontrata nel corso della sua storia. Ovviamente questo vale sia in una direzione che nell'altra. Ecco. Se vogliamo parlare ora del lessico veneziano, quindi della lingua veneziana e dell'influenza che ha subito effettivamente con i contatti con Levante, possiamo sicuramente una misura di questa appunto grande influenza ci è data dai numerosissimi grecismi che effettivamente compaiono nel lessico veneziano. Quindi dei prestiti dal greco che in realtà, come dicevo, non necessariamente, cioè anzi non sempre hanno seguito l'affermazione della supremazia appunto di Venezia in Levante. Sono anche precedenti, cioè ci sono cioè, gli studi sul lessico veneziano e sull'influenza del greco, ricordo quello di Cortellazzo che è sicuramente imprescindibile, hanno dimostrato appunto che c'è una vera stratificazione dei prestiti. Alcuni di essi precedono appunto l'affermazione di Venezia, riguardano per esempio i contatti già commerciali che c'erano, cioè di natura commerciale che c'erano appunto ben prima, quindi ci sono anche numerosi grecismi, ellenismi bizantini, quindi dell'epoca precedente all'affermazione di Venezia, come riguardano ovviamente termini che appunto relativi al commercio, per esempio anguria, prodotti che vengono importati, oppure termini relativi al mare, sia alle imbarcazioni, sia ai prodotti ittici e così via. Certo è che una volta che appunto Venezia si è imposta anche politicamente nel Levante, ovviamente questi prestiti hanno cominciato anche a interessare degli altri settori, dei settori più specifici, come per esempio quelli dell'organizzazione sociale dello Stato stesso. Pensiamo al caso appunto di anagrafe o anagrafi, non si sa appunto quale fosse la reale pronuncia in veneziano, se appunto proparossitono oppure piana. Ecco, un termine che effettivamente riguarda un termine greco, di provenienza greca, che riguarda, appunto che indica proprio il registro in cui si dava conto appunto dei vari movimenti della popolazione e così via. Un altro esempio poi di grecismi, ce ne sono molti, ripeto, molto interessante, può essere quello di gazzetta, che è un termine appunto che è diventato un internazionalismo, ma di origine veneziana. Ovviamente si è imposto a livello internazionale nel significato di appunto foglio di notizie, di giornale, ecco. Ma in realtà muove dal nome greco appunto di una moneta, che era la moneta che veniva utilizzata da Venezia nei suoi domini d'oltremare, segnatamente a Cipro. Ecco, quindi l'influenza a livello lessicale nella formazione del lessico, nell'arricchimento del lessico di una lingua, ecco, è molto spesso dovuta appunto a questi contatti, e Venezia appunto ne ha avuti, ecco, soprattutto in Levante. Grazie Francesca, ma parlavo prima anche di fenomeni e dinamiche economiche, ecco, questo fa forse un po' sorridere, ma il veneziano è anche debitore di pratiche un po' illecite che in qualche modo in realtà Venezia cercava, come un po' tutte le realtà, di estirpare, quindi probabilmente vi è anche testimonianza di questo. Chiedo a Greta Verzi appunto se anche dal punto di vista economico il veneziano è stato in grado un po' di assimilare qualche vocabolo e quello che si può relativizzare a questi contesti.
Sì, certo, ovviamente il veneziano è debitore anche di questi giacimenti, diciamo, di pratiche illecite e del lessico della malavita, come il veneziano, ma anche tutti i volgari italiani, come credo tutte le lingue del mondo. E, nel primo volume appunto della la prima centuria di voci c'è l'esempio di Furatola, che in veneziano tuttora, nel senso che abbiamo appunto dei lessici che testimoniano il significato di piccola evasione fiscale nella vendita del vino. Questo diciamo è il significato in veneziano fino al 400. Poi si è passato al significato di bottega alimentare a Venezia, quindi di piccola bottega alimentare, che è tuttora in vita, insomma, secondo, o almeno fino al 2007 era in vita, secondo Siegra Bruniera Leonarda. Però questo termine, che tra l'altro è stato redatto da Enrico Castro nel volume pubblicato, ha avuto un'etimologia discussa e per molto tempo oscura, che poi è stata chiarita nel 2019 da Parenti in un contributo in lingua nostra, quindi un articolo dedicato interamente a questo termine, a furatola. E furatola appunto deriva dal latino fur, passato poi per il latino volgare furius, che significa ladro. E in veneziano poi è arrivato tramite mediato dal padovano. Infatti in padovano e nella terraferma la fura o il diminutivo, il doppio diminutivo furatola, significava la canna per raccogliere l'uva, e quindi era uno strumento che veniva utilizzato per la raccolta dell'uva o della frutta. Però ovviamente Venezia, in cui ovviamente si importava dalla terraferma i prodotti vitivinicoli, ha acquisito anche il lessico di settore, e quindi delle locuzioni come prendere l'uva alla furatola per i veneziani non erano più trasparenti, non si identificava più l'arnese, lo strumento con cui veniva raccolta l'uva. E quindi la locuzione prendere l'uva alla furatola è diventato prendere l'uva, prendere in modo truffaldino, e quindi piccole truffe e sotterfugi di diverso tipo. E quindi c'è stato un cambiamento di significato da Padova e dalla terraferma al veneziano. E poi sicuramente quando ci sarà il volume dedicato ai giochi, sicuramente per i giochi d'azzardo, questi processi anche di tabuizzazione della lingua, e quindi queste pratiche di nascondere, per nascondersi anche dalle autorità, si utilizzavano delle storpiature, appunto, simili a delle, quasi come se divenissero gergali, anche se non si può parlare di gergo, però appunto delle storpiature di termini di uso comune che vanno a significare qualcosa d'altro. E quindi tutti questi fenomeni di criptolalia, per i quali appunto determinate parole non possono essere dette, e quello che viene detto è comprensibile solo per gli addetti ai lavori, quindi solo nel caso dei giochi d'azzardo, per i giocatori, e questo per le pratiche illecite sicuramente è fondamentale, e quindi aspetteremo il volume dei giochi. Ma approfitterei per chiedere a Francesca, allora, nel vostro volume, il vostro volume raccoglie anche una parola che in qualche modo si sente quasi tutti i giorni, o comunque è legata a un contesto che viviamo attualmente, che forse è bene anche ricordare e comunque sottolineare, ha origini un po' legate al veneziano, che è appunto la parola lazzaretto, vero? Sì, certo. Si tratta di una voce che è stata studiata da Lorenzo Tommasin,
e che indica appunto il ricovero per malati, in particolare per gli appestati, e appunto è di provenienza veneziana. La parola tra l'altro viene da Nazareto, con la N, quindi che indicava il luogo in cui appunto venivano fisicamente raccolti i malati e che era in realtà un ospedale collocato nell'isola di Santa Maria di Nazareth, nella zona occidentale del Lido. Scusate, vicino alla costa occidentale, ecco, del Lido, quindi dalla forma Nazzaretto con l'attrazione anche del nome proprio Lazzaro. Ecco, interessante perché questa voce è in effetti appunto è raccolta in tutti i vari dizionari, in tutti i vari repertori lessicografici, che però la datano al XVI secolo, quindi non vanno oltre il XVI secolo, mentre appunto lo studio, quindi la redazione di questa voce ha consentito di retrodatare le prime attestazioni al secolo precedente. Aggiungo anche, visto altri termini legati a questo e di stringente attualità, che sono pure contenuti nel libretto, il termine di quarantena, per esempio. Un altro termine interessante che è stato illuminato appunto da Lorenzo Tomasin, poi anche in un recente contributo con appunto di Tomasin e parenti. Interessante perché si è dimostrato che questo termine, nell'accezione, che non è quella principale, di isolamento di 40 giorni a scopo appunto di prevenzione sanitaria, come appunto conosciamo oggi, appunto era un termine che da sempre è stato identificato come, pur dubitativamente a volte, come veneziano, come venezianismo. In realtà è stato dimostrato che non si tratta propriamente di venezianismo, perché a Venezia per indicare questa accezione, questo significato, quindi di isolamento di 40 giorni, si utilizzava preferibilmente il termine contumacia, altra voce che è stata appunto redatta e studiata da Lorenzo Tomasini e che è raccolta in questo termine. Quindi ecco, questi studi per dimostrare che in effetti tutte gli studi, le analisi su queste voci consentono molto spesso anche di illuminare la storia di una voce anche all'interno del contesto italiano. È vero, quindi, è vero. Interessante. Vi ringrazio e noi diamo anche ora spazio, inauguriamo un po' la seconda parte del seminario, che vedo già molti interventi, per cui tenete duro, e chiederei alla regia di fare intervenire. Abbiamo un intervento in live da Oxford, il dottor Nicola Carotenuto. Nicola. Sì, mi vedete? Okay. Sì, ora ci sei. Prego. Sì. Allora, io in realtà ho una domanda che ho posto anche altre volte, anche al professor Donghia, che è stato mio professore a Pisa, cioè quando avverrà il famoso, c'era un articolo, ricordo qualche tempo fa, le nozze rimandate tra filologia e storia. E mi chiedevo quindi come può contribuire lo storico a un'opera di questo tipo. Io mi occupo di documenti commerciali trecenteschi, che è un ambito che presenta moltissimi documenti, la maggior parte dei documenti in volgare, e il Trecento è ironicamente un secolo poco sondato su molti versi, al di là della sintesi di Stussi, e poi più tardi riprendono gli studi con il 400, però diciamo il periodo 1330-1400 tende ad avere anche meno edizioni, mi sembra, per quel poco che so, rispetto ad altri periodi. Per cui mi chiedevo, è possibile, voi in qualche modo auspicate anche una collaborazione di storici? Credo che tutti quelli che partecipano, me per primo, insomma, sarebbero più che felici di condividere con voi documenti trascritti, lettere in volgare. Io ho lavorato su documenti commerciali, lettere private, per cui ecco, mi chiedevo se in qualche modo ci potessero essere le occasioni di collaborazione fra storici e filologi, e se voi, diciamo, se in generale il vostro progetto, al di là della silloge insomma eccellente che avete fatto, intendesse fare anche scavi mirati, soprattutto per l'epoca medievale, di documenti in volgare veneziano, al di là delle sintesi di Stussi e degli studi eccellenti che esistono oggi. Greta ti risponde. Vai pure se... Sì. Allora, sicuramente, grazie anzitutto, sicuramente le edizioni di testi, che pure sono molto numerose, l'abbiamo detto, insomma, sono numerose, importanti e solide, ecco, quelle sulle quali ci basiamo, sono sicuramente auspicabili. Ecco, l'emersione di nuovi testi
corredati ovviamente di un'edizione affidabile, sicuramente può rappresentare per noi una buona fonte. Diciamo che si tratta comunque di come ha detto Greta poco fa, si tratta di un progetto che è in allestimento e che è appunto concepito per essere poi appunto messo online, quindi è in divenire. Dunque noi non escludiamo insomma, l'inserimento di nuovi testi, di nuove edizioni che possano aiutarci, anzi è già successo che in corso di lavorazione si siano aggiunti delle nuove edizioni magari appena edite oppure rinvenute, insomma, quindi questo è senz'altro auspicabile. Appunto c'è bisogno senz'altro di un'edizione, cioè insomma di testi che abbiano appunto un'edizione solida, non necessariamente poi corredata di glossari come abbiamo detto, perché come abbiamo già sottolineato la nostra base di partenza è rappresentata dalla tradizione lessicografica, quindi da sondaggi che sono già stati effettuati appunto nella lingua, però molto spesso noi attingiamo anche a testi in veneziano che non sono magari stati illustrati. Ecco, quindi senz'altro l'immersione di nuovi testi e l'edizione di nuovi testi può rappresentare per noi una fonte interessante, nuova, perché no? Quanto invece... No, basta? Sì, ho risposto? Sì, vai Greta. Prego, no, un'altra cosa, poi dato che è appunto un vocabolario online, quindi è in divenire, sarebbe molto utile appunto se per qualche tipo di ricerca gli storici insomma, consultassero il vocabolario e magari trovassero qualche imprecisione o qualcosa che magari non è stato specificato, qualche accezione che noi dai nostri corpora non è emersa, sarebbe bellissimo poter avere anche un riscontro di quel tipo, quindi il fatto di avere un vocabolario online ci permette di modificare sia i corpora sia la voce stessa, quindi sarebbe ovviamente qualsiasi consiglio, qualsiasi contributo è ben accetto, assolutamente. Perfetto, grazie mille. Grazie. Allora, dunque, abbiamo degli interventi online, poi so anche probabilmente il professor Varanini voleva intervenire in cam, non so se fa in tempo. No, ok. Allora, abbiamo un intervento, una domanda da parte di Silvia Gasparini a proposito di ladri. Smanfaro, Maribus Ferens. Chi delle due può dirci qualcosa o può anche commentare o riflettere, anche semplicemente condividere una riflessione magari da questo sostegno, ecco. Ecco, io dico solo, se posso, che ecco, così su due piedi bisogna dire che la ricerca etimologica di un termine, quindi il suo accertamento etimologico, come dicevo, non è un'operazione che si fa appunto così come prima operazione, non è preliminare, anzi è un'operazione che segue, dimmi Greta se sbaglio, insomma, poi alla ricostruzione principalmente storica di un termine. Quindi ecco, quello che abbiamo imparato, che io personalmente ho imparato in questi mesi di collaborazione col VEV, è proprio quello di prima accertare il percorso di una parola e per poi indagarne le origini, perché come dicevo molto spesso queste consentono di illuminare l'origine, le occorrenze consentono di illuminare, quindi ecco questo termine che personalmente tra l'altro se non ricordo cos'era Smaffaro? Sì? Ecco, adesso io personalmente non saprei... Matteo può anche trasmettere, c'è Luca Donghia che sta intervenendo anche grazie. al commento. Grazie mille. Parla di Smanfaro, una voce molto diffusa, di origine non chiarita, può vedere le etimologie venete di Prati, a pagina 170, anche Prati e voci gerganti, numero 215. E che a tal proposito Luca Donghia anche risponde all'intervento di Nicola dicendo che ovviamente gli storici sono ben
sono ben accolti, insomma, per contribuire. Ma è il bello forse anche di questi progetti e della nuova tecnologia, che in realtà permette, rispetto alla carta stampata, che in genere è definitiva, anzi una volta venivano stampati questi volumi dove si correggevano o si integravano gli aggiornamenti a distanza di anni, la nuova tecnologia permette invece di intervenire proprio in diretta e comunque di aggiornare continuamente progetti e ricerche. Chiederei di trasmettere un intervento. Ecco, Silvia Gasparini commenta che era una vecchia questione della voce fra lei e il professor Zordan dell'Università di Padova, quindi abbiamo contribuito anche noi nel nostro piccolo al dibattito. Anche vorrei chiedere anche di trasmettere il commento di Lorenzo Tomasin su Ex Manibus Ferens, è un tipico esempio di paretimologia. Esatto. E c'è un'altra domanda di Andrew Vidali, credo per Francesca Panontin. Complimenti, un progetto estremamente utile e interessante. Una domanda: se sono stati usati anche altri tipi di fonti per determinate voci, magari di natura strettamente archivistica. Pensa per esempio alla ricerca condotta dalla dottoressa Panontin sul turpiloquio. I processi criminali veneziani potrebbero restituire molte informazioni. In particolare fa riferimento alla miscellanea penale della Vogarieri Comune, che contiene molti processi, e sì, credo non lo possa trasmettere più. D'accordo, innanzitutto grazie per questa informazione, ecco. Allora, no, diciamo che anzitutto vorrei precisare che si tratta di un filone di ricerca a cui tutti abbiamo lavorato, ecco. La silloge di voci, che verrà poi data alle stampe, raccoglie i contributi di tutta la squadra, ecco. Certo. Dico anche che no, allora, noi abbiamo condotto le nostre ricerche come di consueto, quindi partendo proprio da tutte le varie, dal corpus lessicografico in primis, per poi passare eventualmente, in caso di necessità, anche al corpus testi in veneziano, eccetera, eccetera. È chiaro che poi non siamo andati a fondo, cioè non abbiamo cercato in fonti differenti come quella che ci ha appena citato, e che ovviamente tengo in considerazione, per cui ringrazio, ecco, della cui segnalazione ringrazio. Però ecco, sì, abbiamo cercato di lavorare, insomma, come secondo l'impostazione appunto già stabilita per tutte le altre voci, ecco. Ecco, chiederei di trasmettere l'intervento invece di Dimitra Papagergiu, forse, in greco. Fa riferimento a questo, forse per Greta Verzi, sì. Significa diminuire di peso, ma anche la perdita. Penso che spieghi anche il significato che ha spiegato la dottoressa Verzi. Ok, a proposito di furatola, sì. Allora, bisognerebbe andare a vedere se effettivamente questo termine è arrivato in veneziano, quindi se per esempio viene preso in considerazione da Cortellazio, appunto dagli influssi dei grecismi. Io non mi sono occupata della redazione della voce furatola, quindi diciamo che non posso rispondere in modo esaustivo e particolare. Comunque ne terremo conto e vedremo di sondare anche questa via per vedere se ci sono delle testimonianze che confermano o comunque che dicono che c'è un influsso greco, ecco. Però bisognerebbe andare a vedere nelle fonti e nei corpora. Certo. Io avrei un'altra domanda, un'altra curiosità, anche a livello di timing un po' del progetto. La durata di questo progetto, e anche avete accennato e proposto e avete già anticipato in qualche modo la pubblicazione di di prossimi volumi, è prevista un po' anche una scansione temporale? Avete un'idea quando verranno pubblicati? Nel corso del 2022? È interessante riproporre, poi rivederci magari alla luce poi di più volumi pubblicati, e magari
ecco, discutere, fare una riflessione comune su quanto è stato rivisto, anche perché leggendo questo primo volume la cosa interessante è che in qualche modo si riprendono anche vecchie questioni su determinati lemmi, quindi può essere interessante. Sì, allora, parlo innanzitutto per la pubblicazione del volume tematico sulle ingiurie, che è prevista per l'estate, questa estate, insomma, quindi in un breve, ecco, in un breve periodo, ecco, al breve periodo. E poi anche direi quella penso per la fine dell'anno, invece, correggimi Greta, sì, quella invece relativa giusto. alle voci giuridiche, insomma, quindi, ecco, circa 2 volumi l'anno. In questo caso abbiamo iniziato l'anno scorso sotto Natale, ecco, poco prima di Natale, con la pubblicazione del primo. Certo. Chiederei alla regia di trasmettere l'ultimo commento di Lorenzo Tomasina, che riprende la questione della nostra utente greca, proprio in riferimento a tutt'altra origine. Bene, così abbiamo anche un po' chiuso il cerchio che abbiamo riaperto prima. Dunque, da questo punto di vista, sì, un'ultima percezione che ho avuto è quello anche un po', e mi chiedevo se fosse un po' possibile riassumere il peso dell'esperienza di Boerio su tutto questo, sul progetto e anche sull'impostazione del progetto. È un'esperienza in qualche modo valida e riutilizzabile? Quali sono i limiti ovviamente di quell'esperienza ormai datata, però cosa invece siete riusciti a riprendere, a valorizzare ulteriormente nel XXI secolo? Allora, parto io, Greta, Sì, dimmi. sì. Ecco. Allora, sicuramente il Boerio, appunto, è un punto di partenza imprescindibile per tanti motivi. Anzitutto perché è il primo dizionario, appunto, effettivamente compiuto, appunto, del veneziano e dunque è una fonte fondamentale. L'abbiamo detto anche, se non altro, sia per la selezione dei lemmi, ma anche per la loro determinazione per il rispetto fonetico, cioè grafico, insomma, soprattutto. Ecco, è chiaro che ha effettivamente molti limiti il Boerio. Molto spesso, a volte anzi, il Boerio propone per esempio delle etimologie, propone delle costruzioni etimologiche che nella maggior parte dei casi vengono poi insomma non corrispondono poi, non riflettono una reale trafila di una parola, ecco. Quindi ci sono dei limiti proprio perché effettivamente in cioè non riesce, ecco, spesso non fornisce delle informazioni corrette e puntuali, però la sua ricchezza ovviamente sta tanto appunto nella costruzione di questo repertorio molto molto ampio, e poi per esempio anche nella costruzione, nel fatto che lui molto spesso fornisce delle locuzioni che sono interessantissime appunto per la storia, per la costruzione per la ricostruzione della storia di una parola, ecco. Locuzioni molto spesso colorite, ma non solo, cioè interessanti, che fanno anche proprio capire le varie accezioni, le varie sfumature di un vocabolo stesso. Quindi ecco, ci sono molti limiti, senz'altro. Si tratta di un'opera appunto ottocentesca che insomma ripeto, dei limiti, ma sono fisiologici, ecco, però anche ha una ricchezza effettivamente che non si può trascurare, ecco, dal mio punto di vista. Prego Greta, se ha qualcosa da... Sì, concordo perfettamente. Poi c'è da dire appunto che, per esempio, per il filone giuridico, Boerio invece è molto utile, molto ricco di tante informazioni e di tante specificazioni. Quindi diciamo che deve essere anche, appunto, dipende dalla voce che stiamo facendo, ecco, dipende tanto anche da quello. E poi è ricco, appunto, come diceva anche Francesca, di locuzioni e appunto di modi di dire che sono comunque una ricchezza, ecco, nonostante i limiti di altro tipo, ecco. Ecco. No, a proposito infatti della questione di ricollegamento fra storici e storici della lingua, di cui è questo progetto, ovviamente mi complimento anche per la scelta di questioni come quella della storia giuridica, della storia del gioco, che devo dire che a Venezia e in Veneto hanno
degli importanti sviluppi storiografici, quindi a maggior ragione questo progetto contribuisce ad arricchire veramente, o forse anche in senso inverso, veramente questioni e a dare forse uno spessore, un significato diverso a partire magari da un'altra prospettiva, perché anche dal punto di vista della giustizia sono questioni e temi che anche la storiografia veneziana ha affrontato da molti punti di vista, e a fare anche una riflessione dal punto di vista della lingua può effettivamente essere anche un momento di svolta, ecco, per arricchire e rinnovare un po' determinati filoni storiografici. Credo ci sia un altro intervento da parte di Nicola Carotenuto, da Oxford. Sì, prego. Sì, io volevo chiedere se parallelamente al dizionario fosse in previsione anche una grammatica del veneziano. È un aspetto che, per chi si occupa come me non da filologo di trascrizioni o lavora su testi in veneziano, è spesso una tragedia, perché ci si trova a brancolare nel buio in alcuni casi. Io non avevo idea che il veneziano avesse un'uscita del presente in esse, ebis, sepis, cosa che ignoravo, e poi leggendo i documenti uno la scopre, per cui mi chiedevo se in parallelo fosse in programma anche una sorta di grammatica del veneziano, o se questo fosse un progetto in futuro, o ci aveste pensato. Ecco. Allora, sicuramente non in parallelo, ecco, non per ora, ecco. Un progetto per volta. Sì, anche perché questo, insomma, assorbirà ancora molto, cioè richiederà ancora molto tempo e molto lavoro. Però ecco, bisogna dire che è sicuramente auspicabile un lavoro poi che appunto permetta di riassumere o comunque di sistemare tutti i vari contributi sulla grammatica storica del veneziano, perché effettivamente è un capitolo fondamentale, sì. Bene, dunque non vedo altri interventi, peraltro siamo anche in timing perfetto per la solita chiusura del nostro seminario. Mi conferma la regia? Sì. Direi di chiudere qui. Io ringrazio davvero tanto Francesca Palontini e Greta Verzi, e spero in realtà alla luce anche di questo progetto che andrà avanti di riaverli nuovamente ospiti a Venezia con la Deputazione di Storia Patria, perché ci sono ancora tante cose da dire e sicuramente avremo ancora altre riflessioni da porre alla luce anche di quelli che saranno i futuri risultati, che in parte ci avete anche, siete state molto gentili, avete anche avuto modo di anticipare. Per cui vi ringrazio e ringrazio tutti quelli che hanno seguito questo seminario in questo quarto appuntamento. Ci rivediamo fra 2 settimane a Venice in Question. Grazie. 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 Buonasera. Grazie. Buonasera.